Ieri l'amministrazione comunale ha fatto transennare per sicurezza il muro che costeggia, che delimita il complesso dell'ex monastero di Santa Caterina. Il muro che c'è in Calle Forno Filippini. Il muro, come potete vedere dalle immagini, sembra abbastanza compromesso. Ricordiamo che il complesso di Santa Caterina, dopo un lungo iter, è stato messo all'asta più volte. La base d'asta è andata giù a prezzi bassissimi, addirittura apparentemente bassissimi, perché un conto è rilevarlo mi sembra che l'ultima base d'asta era 500.000 euro, ma poi il costo per ristrutturarlo è ampiamente maggiore. Ci sono delle forze politiche che vorrebbero che fosse la stessa amministrazione comunale che lo acquistasse per poi utilizzarlo per scopi comuni, altri invece ritengono che sia molto meglio che ci siano privati che intervengano e che comunque vengano indirizzati sempre ad un uso, diciamo, comune. Nel frattempo, questa è la situazione e purtroppo è un peccato che un immobile così proprio in centro città sia in queste condizioni e chissà quando qualcuno potrà avere la possibilità di, insomma, di fare un'opera di ristrutturazione completa.